È stata spedita da Bologna la lettera di minaccia indirizzata all'immunologa della Città della Speranza, Antonella Viola. Non si fermano le indagini sull'episodio accaduto a inizio anno. Una lettera scritta a macchina con all'interno un bossolo calibro 22, quella indirizzata alla professoressa padovana e recapitata alla Città della Speranza, così come a Padova è arrivata anche la lettera di minacce ricevuta dal presidente di AIFA, Giorgio Palù. Indagini separate per episodi che per ora non risulterebbero avere punti di convergenza. Sul fronte dell'inchiesta sulle minacce a Palù, gli investigatori stanno lavorando sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza nei pressi del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università, dove è stata consegnata la lettera. In città, dopo la prima protesta dell'anno in piazzetta Sartori, il Movimento Veneto contro il Green Pass lancia un nuovo appuntamento per sabato prossimo.